Bella raga, ciao a tutti il commendatore veneziano, inizia, vai con la Champions, girone B, Parma, Barcellona, noi chiaramente andiamo col Parma, Barcellona lo giocheremo solo per la disperata, perché sapete che non sono un fan del Barça. Ok, allora, magliette, andiamo con Parmalat, e questa beh, ovviamente stupenda del Barcellona, schema di game. No, non abbiamo una gran abbiamo Thuram, Milcan, Stoichkov e Adriano, ragazzi, un Parma degno di nota. Ok, direi che possiamo andare. Il Barcellona teoricamente è al gran completo. Ok. Ah, manca, beh, sì, mettiamo, per carità, Picché non è scarso, però Rambo Koeman, ragazzi, abbastanza ignorante. Ok, così abbiamo tutte le leggende. Very godo. Parma, Barcellona, partita stupenda. Vediamo, cioè il Parma chiaramente sì, ho belle leggende, però una bella difesa e un buon attacco. Il centrocampo lascia un po' desiderare. Sulla carta chiaramente è favorito il Barça, ma noi abbiamo Adriano, l'imperatore, l'incredibile Hulk. E questo può bastare. Alenio Tardini. Ta-na-na-na. Benvenuti cari appassionati, immagino che siate ansiosi come noi di vivere la magia di questo trofeo. E come i giocatori che Dai sono in ragazzi. campo per giocarselo al massimo delle loro possibilità, anche voi sarete eccitatissimi. Chissà Perché non cosa si siamo sarà Alenio? detto negli spogliatoi, quali incoraggiamenti si saranno scambiati, Ma mi sono sbagliato, quali allora non c'è? paure avranno condiviso. Boh. Mi ricordo della scorsa Vabbè, edizione, giochiamo. tutti Doveva essere Alenio intorno a voi Tardini, forse speranze ho e caricato entusiasmo. male gli stadi Ma perché devo ora è il sempre. momento di pensare al Forse l'ho messo futuro con e l'amministratore. affrontare Va, già la può, prima non mi partita con ricordo. un Vabbè, unico obiettivo. Darmian, andiamo. Quest'anno, amici, Perché dobbiamo serve. alzare la Attenzione! testa. Mamma mia, cagata di Non Puyol! possiamo rischiare. Darmian attacca subito al Parma. Gervinho, E l'uomo dei così capelli curiosi. Parata del l'esordio del portiere. portiere. Qui bisogna lodare l'estremo difensore, Ma non si per può poco. esagerare. Forse mi sono andato di mettere amministratore. Boh. Perché devi sempre avviare il seeder con amministratore. Forse mi sono dimenticato. Scusate, beh, non riavvio. Adriano Scusate. L'incredibile Hulk. a Adriano. sinistra con il passaggio. Attento alle Gervino, l'uomo dei capelli bellissimi. Peccato. Pallone lungo in verticale. Tutto bene fino però all'ultimo passaggio. Kuczka. L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' meno. Peccato. Io chiedo sempre consiglio su Messi. come bloccare gli aggiornamenti o tutto, Un raga, per chi lo ragazzino sa. molto senza palla, Che grazie. c'è un modo un po' Svolge la sua losco, un po' funzione. curioso. L'arbitro va comunque a dirgli due parole. Ma il Barça è una squadra che mi piace anche come giocatori, soprattutto il Barcellona degli olandesi, mi piaceva con Overmars, Zenden, poi vabbè Rivaldo, Kluivert, De Ottima Boer. pressione la sua. Solo che Palla recuperata. non sopporto Messi, cioè proprio è impossibile amare Messi, cioè, lo sapete Poteva essere raga. scivolato. Il giocatore più antipatico della storia del calcio, C'è il Messi. finto buono, il finto perbenista. Dai raga, Hernani, Si spinge in avanti, Hernani, vediamo cosa inventa. Hernani per Stoichkov, Ristov che gioca in una posizione non, proprio, non è proprio la sua, però Interessante. non volevo rinunciare alla velocità con i capelli un po' stempiati E del il Gervi. colpo è verso il portiere. Sempre Rivaldo. 0-0. C'è Messi. Questa giornata 1 del gruppo B. Nessuna delle due squadre fino adesso è riuscita a superare il portiere Ocio, avversario. Digno, 0-0. Hernani, l'incredibile Hulk. L'incredibile Hulk vede Gervi. E Gervi si invola. E Gervi fa una gran cosa. Guarda Ristov. Ristov per Adriano. Messi la di Adri. Mamma mia, miracolo, incredibile. Non mi aspettavo il miracolo sulla bomba di Adri. Xavi. Xavi. Pensa di aver messo all'Inter Ronaldo, Vieri Griezmann. e Adriano. Questo è bello. Gli lega la gioia del gol, che parata! Il portiere ha risposto. Bobaldo, ragazzi, la coppia Ronaldo-Vieri. Bobaldo, ricordatevelo. De Jong. Il portiere respinge ma sempre per vie centrali. Prima regola, mai respingere le palle al centro. Mamma mia. Gervi. E qua Adriano sta pensando forse agli sciottini. Davvero Ok. Gervi. Ottimo pallone. Dai, cacchio, c'ho Adriano. Mostrano un buon controllo del gioco. Solo di- Vede l'inserimento. Non ci credo. Grandissimo intervento di nonno Alves. Lilian. Darmian. E la difesa del Parma certo mi può aiutare. Vai Darmi, vai Darmi. Stoichkov. Adri. Gervinho. Gervi.
Adriano, vabbè, no, insomma, stirare così era un po' dura. Xavi, Xavi, che ciava molto. scodella in avanti. Messi, Quella pulce maledetta. Roberto. No, dai, non puoi darmi il fallo, però. Attenzione! Dormiteri tutti! Non ci credo, Digno, gol. Mamma mia! Altra occasione. Bravissimo. Vitor Parata. Ferreira Rivaldo. Intervento di Rodin. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto 44 e 44, ragazzi. Francuzzo. Para. Bravo portiere, sempre al centro però. Jordi Alba La mette sulla sinistra. per Francuzzo. L'arbitro manda tutti 0-0 nella prima frazione. Entrambe le formazioni a riposo dopo 45 Secondo minuti di tempo. attacchi. Hanno sparato a salve. Nessuna delle due squadre riesce a sbloccare il risultato. 45 minuti già in archivio. Un punto di Luca Marchegiani. Il risultato di questo primo tempo è un po' buttato. Lionello. Fabio. Sergione. Era vivace, soprattutto in avvio. Calcio di punizione per il Parma. Barilla. Alves. Kučka. Dai che è roba nostra, dai che è roba nostra. Ottimo. Bayern. Adri. Stoichkov lento, Ristov lento. Xavi. Messi. Mi aspettavo in fase offensiva meglio sto Parma. Preso solamente giocare al centrocampo. Digno. Antoine, che si è fatto dei capelli, ragazzi, improponibili. Senso della posizione. Ottimo il fraseggio. Digno, ma ancora Hernani, sembra N'Golo Kanté, fioi. No! Palla di nuovo sotto il muro. Attenzione Hernani. Erna. Purtroppo non è Kanté. Inserisce la difesa. E neanche Makelele. Xavi allarga il gioco a destra. Sergio Roberto. Messi. Bravissimo Barilla. Alves. Gervinho. Kučka. Prova a verticalizzare. Adri cambia gioco per Ristov. Dai Stoichkov. Prova ad andare Bravo in Ristov. Adri qualcuno. Niente. Hernani. mette fuori il pallone. Kučka. Attenzione, grande Gervinho. calcio di punizione per il Parma. E adesso signori, missile di Adri. Qui il giocatore riceve un sonoro avvertimento da parte dell'arbitro. Il cartellino lo aspetta la prossima scorrettezza. No, non mi interessa, Stoichkov è più forte, voglio il missile di Adri. Che al prossimo fallo- Il missile di Adri. E penso che anche l'allenatore dovrebbe Mamma mia, era giusta, leggermente più alta. rischia di beccarsi un Volevo il missile di Adri. calci così. Stoichkov. Attenzione, qualcuno! Gervinho! È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Girata indegna di Gervinho. Comunque ricordiamo che almeno una volta devo usare tutte le 4 squadre del girone. La prima azione diretta scelgo quella che preferisco, ovviamente. Barilla. Gervi. Dai Gervi, questa è l'azione della gloria eterna. Adri! Non ci voglio credere, Adri. Passaggio prevenuto. Bravo il trattore Kučka. Questa idea più brillante. No, ecco Adriano queste cose no. Rivaldo. Parma deve sfruttare la difesa che è fortissima. Cannavaro. Calcio di punizione per il Parma. No, così. Stanno facendo Per far veloce faccio la cagata. Secondo me attaccheranno fino allo scadere. Barilla. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Ancora fallo. Comunque Costringe l'avversario al anche il fallo. Barcellona. Ma che bella la male della Parma. Kučka. L'ago della bilancia potrebbe pendere da una parte o dall'altra, non si stanno risparmiando sforzi. Ah, peccato. Erna. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Ottima scelta di tempo, fa sfumare l'azione offensiva.
Ecco Griezmann, Rivaldo. Dai ragazzi, dai. Occhio, Ultima occhio. possibilità per un cross. No, adesso, no, così! Mamma mia, cosa ho rischiato. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. Barcellona sta premendo adesso, Lionello. Ora mi chiedo se finirà Ristov. così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a Stoichkov. segnare in extremis. Un po' deluso Stoichkov. Adri, qua fa una bella cosa, ma recupera come, mamma mia, che intervento. 0-0 Legno Tardini. E non capisco perché non c'è. Il pareggio certo non è una vittoria, ma quest'oggi era importante soprattutto nel Ok, adesso Tottenham Fiorentina e qua comunque c'è una intrusa perché insomma Tottenham sicuramente non è una, però, non è sicuramente una squadra leggendaria, ma ci stava come visto che qualche giocatore sono riuscito a metterlo e comunque per il primo anno volevo mettere comunque delle squadre forti, anche moderne. Ok. Ovviamente andiamo con la Fiore. Tottenham forse non ha neanche una maglia, infatti è leggendaria. D'altronde che leggenda è la... Però questa ragazzi, guardatela, guardatela. Ma stadio? Ci dovrebbe essere. Schema di gioco ragazzi, Fiorentina è comunque... Allora, come leggenda il Tottenham ha solo Gary Lineker, che per carità non è sicuramente un attaccante scarso, anzi, i modelli 86 lo dimostrano. Tony, Battistuta, Rui Costa, Socrates e Toldo in porta. Ok, vi può bastare? Questa è una Fiorentina meravigliosa. Ok, andiamo, con la Fiorentina voglio fare grandi cose, una squadra che amo. Guarda che con tutti sti joystick. Per esempio Artemio Franchi ce l'ho, quindi non capisco sinceramente che palle. Probabilmente veramente non ho messo, non ho avviato come si dice... Ma questo però, no, cioè proprio Tardini non c'è allora, il Tardini non c'è, mi sono sbagliato, scusate ragazzi. Eccoli qua. Al massimo delle loro possibilità. Anche voi sarete eccitatissimi. Chissà cosa si sarà Inizia. detti negli spogliatoi, quali incoraggiamenti si saranno Tottenham Fiorentina, partita che la Fiorentina può vincere, assolutamente. Il ricordo della scorsa edizione e del trofeo che si alza è ancora vivido. Ma ora è il momento di pensare al presente, di affrontare già la prima partita con un unico obiettivo. Con la maglia Nintendo rossa ragazzi, ciao. Chiaramente non useremo solo quelle leggendarie, perché solo una ne posso mettere. E cambiarla ogni volta raga, per carità potrei anche farlo, vediamo, dai, vediamo. Tanto comunque dovrò cambiarle quando ci sarà l'aggiornamento del 4, quindi. Perché il calcio che conta torna finalmente con un nuovo appuntamento. La partita inaugurale del girone offre sempre diversi spunti. Però vediamo, non ve lo prometto questo perché cambiare ogni volta le maglie, dopo rimetterla, cambiarli i font, tutto un casino. La parte importante la giocherà il nervosismo iniziale, ma la voglia di cominciare bene il torneo sarà un forte incentivo per entrambe le formazioni. Attenzione. L'arbitro ha già dato il via alle danze. Ok. Sì, probabilmente il Costa no, se qualche stadio avrà qualche bug non lo so, non li ho provati gli stadi. Accontentiamoci, batti per Lucone ragazzi, lo vedo un po' imballato, nel senso è bello grosso ma è un veneziano, forte di testa, forte in area, ma la velocità non è proprio il suo forte. Palloni lunghi, creando alternative importanti alla costruzione del gioco. Ma senza dubbio. Mamma mia, qua Toldo non mi è piaciuto tanto, Kane ha un grande senso del Cane. gol. Ha visto un'opportunità e ci ha provato senza esitazione. Vediamo cosa c'è di qua. Che avevo visto un... Boh. Attenzione D'Albert. Ah, c'è qualcosa, sarà uno sponsor, boh. Attenzione Toni! Di testa Bati! Di tacco Bati! La mitraglia di Batistuta! È riuscito a bloccare e allontanare questa palla e l'autore del gol non si è lasciato sfuggire l'occasione. Cioè guardate, D'Albert fa una cosa incredibile, Toni di testa e Bati di tacco. La piazza, 1-0. Gabriel Omar signori, per una Fiorentina che è forte. È davvero l'arma in più di questa squadra. Battutista. Occhio. Luca vede Bati, mamma mia Bati, però da solo può vincere la Champions raga. Bati,
Non riesce a mantenere il possesso. Oh Fiorentina. Lucas Moura. Son Heung-min. La squadra in Fiori. svantaggio è quella che paradossalmente sta controllando di più il pallone. Ma stai Certo che il zitto. calcio a volte è ingiusto. Ottimo dai e vai. Cerca cross. Incollato. Bellissimo gol di Kane. Nulla da fare. Riescono quindi a fare L'Uragano un pareggia. giro. Ma perché lo stadio del Tottenham ha sempre ste robe? Non capisco sinceramente. Lo fanno sempre con sto bug. Mi ricordo che su PS 18, Si riparte. mi sembra il 18, se non lei sbaglio il 17, boh. Cogliere in un momento di distrazione. 1-1 però, bel gol. Festeggiando e ora si trovano a dover ricominciare da capo. Bandele Alli. Mamma mia, Lineker, Gary. Aurier. Aurier raccoglie un passaggio dalle retrovie. Enrique, molto Ma solido, scusa, il vediamo suo una... intervento difensivo non si è Voglio fatto capire cos'è. Credo che l'affollamento in area alla fine gli abbia impedito di calciare in porta con la dovuta precisione. Non posso girare, no. Cioè, non vedo niente però qua. Perché? Non capisco sto bug dello stadio del Tottenham, per esempio. Vai. Andiamo. Vai, raga. Tony si gira, si smarca bene. Lucone, Bati per Chiesa, vai Cattedrale, la mette in mezzo, Bati! Ma quanto è forte Bati. Bati Suor. Occasione fallita. Quanto è forte Bati, signori. Da quella posizione doveva assolutamente andare a segno. Cesar Manuel Ricosta. Decide di non rischiare. Chiesa! Buttala in mezzo. Ah, si è visto poco Socrates. Decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Ha fatto tutto bene, ma ha concluso malissimo. Apertura di gioco sul fronte opposto. Mamma mia, peccato però. Bandele Alli. Cane. Bravissimo Socrates. Comunque che Socrates è in una zona del campo che non è propriamente la sua. È un po' trovato, ma ve lo permetterli tutti, questo è il problema. Lineker. Guarda Gary, mamma Gary se ne va. Verso il centro dell'area. No, regalata. Ma c'è Toldone. La Fiorentina ha un piano di gioco tutto 1-1. Battigol per la Fiorentina. Cane per il Tottenham. The Hurricane. punteggio di 1-1 con uno scontro ancora aperto. Speriamo ci regali altre emozioni. Seconda frazione. Domanda a tutti negli spogliatoi. Qui a Londra. Finora Vai. abbiamo assistito a una gara giocata a viso aperto da entrambe le formazioni. L'1-1 è un risultato giusto, ma poteva anche essere un pareggio con più reti. E quindi alla fine del primo tempo siamo sull'1-1. Anche un pareggio a Londra non è negativo, eh. Comunque. Ottimo il fraseggio. Lucas Moura. Aia. Grande Toldone. Perfetta la parata. Grande Toldone che si esalta. Ha tutto il diritto di compiacersi. FIFA 97, Giacomo Bulgarelli e Massimo Caputi. Tanti probabilmente non sono neanche nati, cioè non erano neanche nati, però vabbè, sono dettagli. Bravo Toldone, ah, attenzione della regala però. Lucas Moura. Bravo, vai. Vai Bati contro tutti. Ali, nelle ali riesce Troppi subito. giocatori in area, non c'era abbastanza spazio per tirare. Bandele Alli. Lucas Moura. Attenzione. Vai lui. Bravo lui. Per Luca. Luca prova a lanciare Bati. Vai Bati. Mamma Bati. No, che tiro di Bati di sinistra. No ragazzi. Illegale Bati. Illegale. D'Albert. Bati. Conclusione sul fondo. Era proprio lì, davanti alla porta, ha buttato via l'occasione. Palo osceno di Bati. Fa per il suo tiro Batigol. Un missile. Relazioni per il lancio lungo.
sembra che abbiano deciso di non forzare il pressing per non sbilanciarsi. Vai Dici? ragazzuoli, però. Cercano di tenere le distanze Attenzione! Non ci credo. Ancora Toldo, ma sulla ribattuta, ai ai ai. Potrebbe essergli fatale. Non ci credo. Autogol di Cattedrale, vediamo che non l'ho neanche capito. Però un regalo così non andrebbe fatto. Bravo Toldo. Eh sì, gliel'ha deviata, incredibile. Dopo il palo osceno di Bati, Circostanze sfavorevoli in questo autogol. La partita culo per Tottenham osceno del Tottenham come la Champions dell'anno Un momento scorso. impossibile da calcolare che però potrebbe risultare determinante. Vai Socra, vai Socra. No, il Son dottore, Heung-min. il Cerca di dottore pescare sbaglia. il pallone col filtrante. Che Poirier, merda. il suo pallone è morbido, Toldo butta su. spazza via prontamente. Dopo non ci sta, si è sconfitta lui. Grande Cesar Manuel. Vai Cesar Manuel per D'Albert. Ecco. Il portiere la calcia lontano. C'è una spaccatura Son adesso. Heung-min. Pezzella. Bravo Pezzella. Niente, il Tottenham adesso sta dominando. Il centrocampo è del Tottenham. Kane. La difesa Ma va nel coglione, va la Chiesa, va nel coglione. La mette in mezzo. Letteralmente Ma era chiaro che dava rigore. Che succede? C'è la penalità massima, come sempre in questi casi. Sale la tensione. Incredibile. Il portiere adesso proverà a parare. È l'unico Toldone modo per contro cercare di Kane. tenere Toldone il pallone contro Kane. Toldone contro Kane. Gol. Non sbaglia. Nonostante la pressione è stato perfetto e non ha sbagliato. palla da una parte, portiere dall'altra. Incredibile. Rimonta del Tottenham, immeritatissima proprio. Tony. Tony è molto lento, Palla recuperata. Tony si incazza. Attenzione Tony, subito ammonito Luca Tony. Sventola il cartellino giallo. Ha ammonito Lucone. Poirier. Moura. Incredibile, veramente pazzesco. Non mi aspettavo un tracollo così. E con un vantaggio di 3 gol la partita è quasi chiusa. Tripletta dell'uragano. Un po' come un Lazio PSV. Non abbia nemmeno guardato la porta. La Che ci ricordiamo bene. ha colpito di puro istinto, trovando Pesantissima questa per la Viola, eh. E sono 3. E ovviamente si porterà a casa il pallone con le firme di tutti i giocatori. È praticamente immarcabile. Tripletta super meritata. Socrates. 3 gol di vantaggio e risultato. Bati. Dopo quel palo, guarda chi no. Chiesa è una roba, però ragazzi. Chiesa è una merda nella realtà, è una merda. Cioè, anche nel gioco, perché Chiesa è un giocatore sopravvalutato, un po' come Insigne. Tutti campioni, però boh. Spazio sulla fascia. Rui. Scodella il cross. Rui. Toni! Per salvare l'onore. Luca. Toni. Un grande colpo di testa in tuffo. Purtroppo si è preso il terzo di Toni, che era bellissima. Guardate qua Rui, però guardate la classe di Rui. Cross perfetto. E Toni la mette. Non mollano. Hanno trovato un gol importante. 4-2, ma non basta, solo per la differenza reti che aiuta. Ma non aiuta. Vertonghen Bel gol di Toni comunque. si appoggia al portiere. Il portiere la spedisce su. Intercetta e sbroglia una Rui. situazione che si faceva molto pericolosa. Rui. Bati. Fuori gioco, fuori gioco. Miracolo di Dio. No, invece no, si era liberato bene, bravo È stato Socrates. splendido l'intervento. Siamo risvegliati alla fine, ma ormai è troppo tardi. Difficile fare meglio di Rui. L'assist di Rui comunque sublime, il musagete ragazzi, l'ispiratore delle muse. Finisce qua, 4-2. L'arbitro dice che può bastare Anche sfortuna, ma un ottimo purtroppo finisce qua. Sono partiti forte dimostrando grande personalità. Adesso devono continuare in questa maniera. Eccoci qua Luca, allora qual è la tua opinione sulla gara? vincere la prima partita è fondamentale. Ok. per avere Sono giocate anche Parma, Barça, Tottenham, Fiorentina, c'è Venezia, Ajax. Va bene, noi ci proveremo, ma la vedo alquanto difficile. Raga, ho salutato il comandone veneziano. Ciao!